Buongiorno e ben trovati a Prima Pagina. Si apre qui il primo spazio informativo con l'informazione di Telefriuli su una notizia riguardante i profughi. 50 profughi di nazionalità afghana e pakistana sono stati trasferiti stamani da Gorizia a strutture di accoglienza in Puglia. Lo rende noto la prefettura isontina, precisando che il trasferimento è stato concordato con il Ministero dell'Interno al fine di alleggiare il nuovo numero di richiedenti asilo presenti nella provincia. Il gruppo è partito stamani da Gorizia in pullman, scortato dalla polizia. E abbiamo visto come la sicurezza tiene banco da un punto di vista sia di terrorismo, ma anche per quanto riguarda i furti in abitazione, che sono sempre maggiori, e lo vedremo tra poco anche nelle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo qui con noi per parlare di sicurezza un ospite, è il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, Raffaele Padrone. Buongiorno Padrone. Buongiorno telespettatori, buongiorno a lei direttore. Adesso, come abbiamo visto dalle prime pagine dei giornali, il tema sicurezza è sicuramente molto sentito sia a livello generale, quindi per quanto riguarda il terrorismo, sia però anche a livello locale, perché i furti in abitazione e il caso del furto avvenuto a Casa Fantoni questa settimana lo conferma, è decisamente sentito. Allora ne parliamo con Raffaele Padrone, vice segretario regionale dell'UGL Polizia. Padrone, com'è la situazione della sicurezza in questo momento in regione? Correggo che non sono il vice segretario, ma sono il segretario eventualmente della regione Friuli Venezia Giulia. O meglio, commissario segretario e vice segretario nazionale, quindi più ruoli. Guardano i colleghi e non capiscono più. Il tema sicurezza in Friuli Venezia Giulia, innanzitutto partirei dalla mia regione. È un problema sentito, ma perché è un problema che riguarda non solo il Friuli Venezia Giulia, ma a livello nazionale. Come sappiamo, è balza alle cronache, il Friuli Venezia Giulia ha i confini con Jugoslavia, o meglio ex Jugoslavia, Austria. Ci stanno creando non pochi problemi anche per quanto riguarda i profughi, quindi qualcuno vuole chiudere le frontiere, qualcuno dice non servono più. Il problema non è che serve chiudere o non chiudere la frontiera ormai secondo me va lasciata così per accordo Schengen. Il problema è se continuiamo a far entrare gente ci servono più controlli, questo è il vero problema. Secondo me il problema è del numero di persone, il numero di uomini, agenti che in Friuli Venezia Giulia fanno e prestano servizio. Noi abbiamo questure che stanno veramente al collasso. Guardi Udine, visto che siamo a Udine, partiamo da Udine, solo quest'anno 42 pensionamenti e grazie al Giubileo 10 agenti che dovevano essere aggregati fortunatamente sono stati assegnati alla questura di Udine. Pordenone, un ammanco di 63 uomini, l'altro giorno è arrivato un agente che aspettava di arrivare a Pordenone da 18 anni, quindi voglio dire già con età avanzata, perché poi questo è il problema. Noi in Friuli Venezia Giulia facciamo alzare il livello di età dell'invecchiamento del personale della Polizia di Stato a 49 anni di età, quindi voglio dire già persone che sulla strada rendono forse meno di un ragazzo di 20-22 anni. Non ci sono più arruolamenti dall'89, quindi arruolamenti diretti da quando ci siamo arruolati noi, arruolamenti che comportano l'arrivo di personale che hanno già prestato servizio nell'esercito e dopo 4-5 anni, se vincono il concorso, vengono assegnati alla Polizia di Stato. Quindi persone che magari sono già stati all'estero, Afghanistan, e hanno delle visioni diverse anche da quello che è l'istruzione del poliziotto in strada. La gente però si chiede dove sono i poliziotti, no? Soprattutto quando succedono i casi di furti nelle abitazioni. È solo una mancanza di risorse o c'è anche un deficit organizzativo alle spalle? No, il deficit organizzativo non c'è, perché le questure sono strutturate secondo lo stesso organigramma che c'erano 10 anni fa. Il problema è che questi segnali di mancanza di personale sono argomenti che noi trattiamo, e soprattutto noi dell'UGL, che trattiamo da 10-11 anni.
Cioè, io 10-11 anni fa in televisione ripetevo le cose che purtroppo devo dire oggi. Manca l'investimento sulla sicurezza. Cioè, si crede che investire in sicurezza i nostri governi, ma non solo quelli di Renzi, oggi Renzi si trova una patata veramente bollente. E a proposito di Renzi ha detto che gli 80 euro saranno estesi anche alle forze di polizia, dicendo che l'investimento in sicurezza sarà declinato con 150 milioni sulla cyber security, 50 milioni per rinnovare la strumentazione delle forze dell'ordine, 500 milioni per la difesa. Tutto questo può bastare o è un palliativo per coprire magari qualche lacuna del momento? Innanzitutto dobbiamo aspettarli, perché è stato detto che arrivano e li aspettiamo. Ma questo fa capire quanto è vecchia la polizia. Cioè, il problema, adesso noi stiamo giocando sui morti di Parigi, mentre sono 10 anni che avvisiamo i governi che mancano gli uomini, che mancano le macchine, che manca la benzina, che manca tutto, che mancano i computer. Allora, un po' la Regione ci ha dato una mano una volta con le autovetture, un po' ci ha dato una mano con i computer, ma questo sono segnali che dovrebbero arrivare dall'esecutivo. L'esecutivo sta dicendo praticamente quello che diciamo noi. 10 anni che urliamo e diciamo abbiamo un contratto scaduto dal 2008, significa che dal 2008 questi soldi non sono mai stati dati, giusto? Quindi i contratti non sono stati rinnovati. Ma come non sono stati rinnovati i contratti che noi non abbiamo mai denunciato che non ci danno l'aumento? Perché consapevoli del momento storico della crisi, benissimo, ma dateci gli strumenti. Ma gli strumenti non sono i fucili e i colpi e i giubbotti. E anche lì poi magari, se vogliamo parlare di questo argomento, tanto consumato da qualche partito politico, cioè a me dà fastidio ascoltare sempre, siamo in campagna elettorale, non lo so, perché molto probabilmente è come nelle strade, quando asfaltano le strade probabilmente c'è qualche sindaco che va a votazione, qualche comune che va a rinnovo. Quindi adesso le dotazioni arrivano. Allora, guardi, adesso saltiamo la domanda, ma perché è complessa, ci vorrebbero 6 ore di trasmissione per capire un quarto di quello che sta succedendo. In questo momento abbiamo cosa dei giubbetti, caschi. Benissimo, ma non è che noi abbiamo un negozio dove andiamo a comprare i giubbotti. Io dicevo anche l'altro giorno in un'altra emittente, non è che noi abbiamo un negozio dove possiamo andare a comprare i giubbotti. Serve una gara d'appalto. Quindi serve istituire e dire, bene, questi sono i soldi che dobbiamo comprare i giubbetti, bene, ci serve questa gara d'appalto. I giubbotti arriveranno fra 2 anni. Oggi a Roma mi hanno segnalato l'arrivo per il giubileo di 140 giubbotti nuovi. Cioè, a me fa sorridere, perché se qualcuno si spara a queste cose, a me fa veramente sorridere, perché ci sono 2000 poliziotti per ogni turno. Bene, ci fermiamo un attimo per qualche minuto, ritorniamo subito dopo per parlare ancora di sicurezza. Bene, stiamo parlando di sicurezza con il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia Raffaele Padrone, al quale chiedo un commento sul fatto di ieri il gioielliere milanese che ha ucciso un ladro che si era ritrovato in casa, poi si è scoperto che era un albanese ergastolano, evaso già 2 volte dal carcere. Come ci si può difendere, Padrone, da un'eventuale incursione di ladri in casa propria? È giusto tenere un'arma, meglio non averla, nel caso in cui la si ha bisogna usarla, quando? Quali sono i rischi? Beh, è una domanda abbastanza difficile, dovrebbe rispondere il magistrato. Il problema dell'articolo 52 del codice penale è chiaro, no? La legittima difesa. Si rischia di essere processati per l'eccesso di legittima difesa, questo è il danno. Allora avere la pistola regolarmente denunciata, regolarmente detenuta presso la propria abitazione, io dico, mi sento di dire che oggi con queste leggi che abbiamo è un rischio. Allora, c'è qualcuno che ha provato a portare in Parlamento la modifica di questo articolo per la legittima difesa. Il problema è che attualmente noi facciamo i conti con quello che c'è. E quindi
difendersi con l'arma e soprattutto ammazzare è costato a qualcuno, nonostante morto, ai parenti il risarcimento di 135 milioni. Cioè noi dobbiamo risarcire il ladro. Cioè solo in Italia capita questa cosa. Cioè solo in Italia capita che la parte lesa debba rispondere per il reato commesso da un'altra persona. Cioè una volta che è stata depenalizzata la violazione di domicilio, in Italia tutti fanno quello che vogliono. Il problema, vede, non è tanto la legittima difesa, è che in Italia mancano le detenzioni, manca la legge che ti fa stare all'interno, oppure manca quello che è la certezza della pena, perché cerchiamo di essere più chiari per chi ci ascolta. Se in Italia uno ruba e non va in galera, non vedo perché uno non può uscire da qua e andare a rubare. Una denuncia per uno che è uscito 2 volte dal carcere, che ha 2 evasioni, che se lo riprendono un'altra volta gli danno un altro ergastolo per evasione, cosa vuole che gli interessi andare a rubare in un appartamento e magari violentare la moglie, violentare la figlia? Se non ti uccidono, se io lo uccido vado in galera, cioè solo in Italia. È pur vero che se si viene anche pizzicati magari a rubare in un supermercato si rischia magari di più che non andare a... Ma lì, vede, lì adesso anche questo è stato un po' depenalizzato questa cosa, lì il titolare dell'ipermercato può o non può denunciare il soggetto, quindi si rischia comunque la denuncia più lì che a casa, questo è vero. Ed è vero anche che i poliziotti loro stessi sono in difficoltà nel momento in cui devono intervenire, perché anche qui le tutele a difesa del malvivente in questo caso sono magari maggiori rispetto a quelle per il poliziotto? Oh beh, questo è senza dubbio, l'abbiamo visto in tanti altri casi, proprio perché mancano i nostri protocolli di intervento che abbiamo chiesto, cioè non siamo a conoscenza di come dobbiamo comportarci nel momento di un arresto o di un intervento. Perché? Perché se lo ammanetti con le mani dietro non puoi, perché se lo ammanetti con le mani davanti non puoi, perché se gli dai una manganellata nell'arto superiore non puoi, se lo picchi in testa non puoi. Cioè dovremmo chiedere scusa, potresti inginocchiarti che dovrei metterti le manette, ma se ti fanno male mettiamole così perché sennò rischio di andare in galera. Allora come vuoi? Vuoi salire in macchina? No, vieni con noi, dai, andiamo fino in questura, lì ti denunciamo. La prossima volta ti telefoniamo se ci dai il cellulare. Cioè finisce così. Cioè se io arresto uno e durante la colluttazione io ho una forza maggiore, ho finito di vivere, perché davanti al magistrato applica queste norme che ci sono adesso. Allora se manca la norma effettiva e manca la certezza della pena, quello viene qua, si fa menare magari dal poliziotto, oppure si butta per terra e dice che sono stati i poliziotti a ferirlo, chi viene creduto sono i delinquenti e noi abbiamo finito di vivere. Nessuno ti paga, perché poi c'è la sospensione dal servizio e poi devi pagarti l'avvocato, c'è una conseguenza infinita. Pordenone è salita alle cronache anche nazionali negli ultimi mesi per ben 3 duplici omicidi. È un problema della città di Pordenone, secondo lei? È un problema generale, anche perché magari ci sono anche altre etnie che sono interessate da questi omicidi? Insomma, come la vede lei dal punto di vista della polizia? Perché a Pordenone ci sono ancora i pordenonesi? Cioè, io non credo a Udine, se andiamo a fare un'analisi di quanti udinesi ci sono e quanti pordenonesi ci sono, vediamo che magari in regione ormai i profughi sono arrivati anche qua, cioè chiudiamo ormai le frontiere, ormai la gente è qui, continua ad arrivare. Il problema è che le diverse culture di queste etnie, cioè voglio dire, noi non abbiamo mai assistito a un italiano delinquente che nel momento di delinquere abbia tirato fuori il coltello e sgozzato una persona, e questo sono dati di fatti. Qua ci può essere stato il conflitto a fuoco col delinquente e la vittima, qua ci può essere stato, abbiamo visto anche il caso insomma, dell'omicidio in cui si stanno interessando i colleghi dei carabinieri, ma se guardiamo sgozzamenti, quando mai? Cioè, voglio dire,
a Pordenone non è mai successo, ma Come così viene a Udine, gestito? insomma, voglio dire. L'ultimo caso è stato quello dell'omicidio, diciamo, in ambito cinese. Come viene gestita anche la comunità cinese dalle forze dell'ordine, oppure quella islamica anche in questo caso, visto che la presenza di immigrazione sul nostro territorio è molto importante? Beh, guardi, io dico questo a carattere generale. Il nostro intelligence è ancora una di quelle poche che nella Polizia di Stato funziona, tant'è che avevamo avvisato i francesi di queste persone da noi attenzionate e non ci hanno creduto. Adesso tutte le moschee chiaramente continuano a seguire il loro iter, noi abbiamo l'intelligence con le varie questure che stanno lavorando su queste cose e per quanto mi riguarda e a mia conoscenza sotto questo aspetto il controllo c'è. Sa, io dico sempre, se lei mette una macchina della polizia in ogni via di Pordenone, di Udine, di Gorizia, di Trieste, lei non avrà la sicurezza totale nemmeno lì. Quindi dire è tutto sotto controllo, credo che sia un po' una euforia, è un'ipotesi che non garantisco sicuramente io. Lei si sente in Italia, è tutto tranquillo, oggi ho sentito il Vice Ministro, tutto tranquillo in Italia. Così quando era per la sanità, tutto tranquillo, qui non arriva nessuna malattia. 13 morti, 2 morti, 3 moribondi. Quindi dire che è tutto tranquillo io non mi sento di dirlo. Lei ha parlato di intelligence, abbiamo la base NATO di Aviano qui in casa, praticamente c'è da preoccuparsi oppure no? Beh, c'è da preoccuparsi, ho risposto prima, il perimetro è zona nostra, quindi oggi è a cura questo controllo da polizia e carabinieri, l'interno chiaramente è dell'esercito americano. Il perimetro è controllato, quindi tutti gli attacchi che possono arrivare sono gli stessi che possono arrivare in una moschea o possono arrivare in piazza San Pietro. Ecco, a me dà fastidio solo una cosa, sentir parlare un ministro che parla di livello 2, siamo a livello 2. Cioè, primo significa che allora prima tutta la polizia, i poliziotti che erano fuori non facevano niente, non controllavano. A me non risulta che il poliziotto, il carabiniere o la Guardia di Finanza non faccia i controlli per le strade prima. Adesso siamo a livello 2. Noi della Polizia di Stato non conoscevamo, non eravamo a conoscenza di livelli. Io conosco i livelli per le scorte, dalla presidenziale al 4° livello, alla tutela, ma non conosco che esistevano questi livelli. Forse qualcuno, ma lo teneva segreto sta cosa, livello 2. I controlli sono aumentati perché hanno messo 2 poliziotti in più per la strada o 3 poliziotti in più al Vaticano. Questo forse doveva dire, sono aumentati i controlli, ma livelli, non so che livello c'è. Di aumentare la presenza in strada. Suo commento? Questo fa parte di un riordino che parte già da un paio di anni a questa parte. Quindi è un vecchio argomento che ha rispolverato Renzi. Si sapeva che la Forestale, per il suo numero esiguo di persone, poteva essere assorbito per competenza nel comparto sicurezza, poteva essere assorbito da qualcuno. Si parlava della polizia, adesso si parla di carabinieri. Ciò non toglie che la loro specificità, riconosciuta proprio l'altro giorno, quindi in riunioni, continui, quindi magari con le stesse mansioni, ma indossando una divisa diversa. Una cosa che noi dell'UGL Polizia abbiamo fatto e abbiamo chiesto e abbiamo documentato proprio ieri nella riunione al Ministero è quello di aumentare il numero di organico degli agenti, ma proprio con nuove assunzioni, il numero di agenti, e diminuire del 50% il numero di dirigenti seduti a palazzo. Beh, la sicurezza si fa naturalmente anche con i presidi, alcuni sono stati a rischio, forse lo sono tuttora, mi riferisco alla Polfer di Casarsa o alla Postale di Pordenone, ma ci sono anche altri casi. Qual è la situazione attuale? Mi sembra che ci sia stato un congelamento di questa soppressione di alcuni presidi, però sentiamo da lei qual è la situazione. Sì, anche questo è una riorganizzazione. Quando l'anno scorso ci hanno parlato di riorganizzazione del comparto sicurezza, siamo rimasti meravigliati da queste cose. Pensavamo a una riorganizzazione, alla ridistribuzione del personale, nuove assunzioni, invece progetto qual è? Di chiudere 271 presidi di polizia, tra cui anche in regione, poi presidi di polizia importantissimi. Allora, mi fa sorridere,
Adesso vogliono investire sulla polizia delle telecomunicazioni, che per chi conosce è la polizia postale. Bene, quanti uffici anche in regione, Udine vogliono chiudere, Pordenone vogliono chiudere e trasferire tutto in un unico ufficio che è quello di Trieste. Tra l'altro la postale di Udine e Pordenone sono un'eccellenza anche a certo, livello perché nazionale. i reati sui minori vengono svolti, vengono lavorati proprio nella città di Udine. Quindi una vergogna. Cioè, che riorganizzazione è? Chiudere gli uffici vuol dire riorganizzare? Non credo che sia questa riorganizzazione, cioè la distribuzione degli uomini, ma non la chiusura di uffici. Cioè, in un momento come questo, va bene, ripeto, ci volevano dei morti per dire che la sicurezza in Italia è vecchia. Questo è il problema, ecco perché è stato congelato. Non per altro, ma non per altri motivi. Allora, a costi quali? Ci hanno detto che costava. Allora, innanzitutto, investire in sicurezza non è un costo, ma è una risorsa, numero uno. Secondo, questi erano tutti uffici che non costavano al Ministero, perché negli uffici della Polizia Postale, negli uffici della Polizia Ferroviaria, tutti dalla carta alla penna al telefono venivano passati dagli enti privati. Quindi non capisco qual è il costo. Cioè, che il poliziotto tu lo metti a Pordenone o lo metti a Milano, a un altro ufficio, cosa cambia? Sempre lo stipendio gli devi dare, poco, ma quello. Bene, è stato chiarissimo, insomma, e lo ringraziamo per essere stato con noi, il vice segretario nazionale dell'UGL Polizia Raffaele Pradone, grazie. Io ricordo ai telespettatori che adesso andrà in onda la seconda parte dello Scrigno e gli appuntamenti informativi alle 13 e poi con il consueto telegiornale delle 19. L'informazione in tempo reale continua sui siti www.ilfriuli.it e www.telefriuli.it. Grazie per essere stato con noi, arrivederci. Arrivederci.